Un temporale primaverile regala al bosco la magica e vitale energia dell'acqua e del vento. Una forza invisibile ristora le coltivazioni e le corolle dei fiori, che sembrano vibrare per l'esuberante densità dei colori, e colma sorgenti e cascate. La pioggia impregna la terra e l'acqua abbandona gli oscuri e tortuosi cunicoli sotterranei per raggiungere purissima la luce del sole. Torrenti e ruscelli prendono corpo e diventano fiumi. L'acqua non ha forma. La sua forma è quella del recipiente che la contiene. Vorremmo afferrarla con le mani, ma essa si oppone a ogni pressione. Scappa, si espande, fugge, talvolta scorre, assorbe ricordi e semmai li diluisce in una dimensione astratta e impalpabile. Evapora e non lascia tracce di sé, eppure è forza immensa. Poche gocce possono bastare per generare o spegnere una vita. Alla fine del suo percorso, l'acqua diventa mare per confondersi nella luce meridiana con la volta del cielo. Per secoli l'acqua è stata in simbiosi con le ruote idrauliche dei mulini, che hanno sfruttato la sua forza. Il Friuli è una terra in cui i numerosi mulini ad acqua hanno superato le ingiurie del tempo, tramandando i saperi di un mestiere ormai dimenticato. La regia nell'attività del mulino è delegata a una figura particolare, quella del mugnaio, alla quale in passato era richiesta una particolare forza fisica e una notevole conoscenza del lavoro. Le conoscenze dell'arte molitoria sono state tramandate di padre in figlio in diverse generazioni. Il mugnaio era prima di tutto un esperto di cereali, ma era anche custode dei segreti della macinatura. Era un esperto di idraulica e di meccanica e in base alla portata d'acqua e alla forza del vento controllava la rotazione degli ingranaggi per regolare la velocità delle macine. Nella società contadina del passato il suo ruolo aveva una valenza di rilievo che gli offriva un buon guadagno. Era considerato anche come un abile commerciante al quale la tradizione attribuiva un'amichevole furbizia. Nel corso dell'anno il lavoro del mugnaio aveva connotati diversi. Durante l'inverno l'attività era intensa, ma d'estate, a causa della siccità e della mancanza d'acqua, il lavoro subiva drastiche pause. La presenza dell'acqua nella storia delle città era caratterizzata da una molteplicità di usi. I canali, per esempio, alimentavano il fossato che circondava le mura, l'irrigazione degli orti e dei giardini, lo smaltimento dei rifiuti, la raccolta e il deflusso delle acque, il rifornimento idrico per abbeverare gli animali, alimentare le peschiere, i lavatoi e, in taluni casi, cuocere i cibi. E per ultimo, la navigazione e il commercio. In Friuli, per esempio, il riferimento più emblematico è quello del porto fluviale di Aquileia, che era in comunicazione con il mare Adriatico. L'energia idraulica fu utilizzata per la prima volta nella movimentazione delle macine per la frantumazione dei cereali, dopo che per secoli tale operazione è stata sfruttata utilizzando la forza muscolare dell'uomo e degli animali. Per ragioni di opportunità tecnica, il mulino veniva talvolta edificato in posti isolati, ma sempre ben serviti da strade poderali. È il caso del settecentesco Mulino Ferrant, ubicato nella frazione di Conoglano a 2 passi da Cassacco, all'ombra del suo celebre castello. Il mulino si raggiunge percorrendo le strade che si snodano tra le suggestive quinte di romantici boschetti e di tranquille aree rurali. L'incantevole atmosfera delle colline friulane mostra, tra le altre cose, una complessa trama di elementi paesaggistici che si fondono in genere con i campi ben ordinati.
Talvolta il mulino rivela dei piccoli segreti che alimentano la sua immagine romantica. Il mulino non è soltanto un luogo dove si macinano i cereali, ma è anche un luogo carico di significati e di misteri che sono celebrati nell'arte e nella letteratura. Il mulino ha segnato i vari passaggi dello sfruttamento dell'energia e ha traghettato un'economia agricola di sussistenza sulle rive di quella industriale, dove l'acqua resta indiscussa protagonista della nostra vita. In Friuli i mulini ad acqua ancora funzionanti sono pochissimi e sono stati sostituiti da quelli elettrici, come questo di San Pietro a Natisone, che serve comunque una popolazione molto vasta. Di sicuro queste macchine non sprigionano il fascino di quelle antiche governate dall'acqua e dai ritmi della ruota, ma conservano comunque la seduzione del lavoro artigianale. Il grano turco macinato lentamente con piccole macchine dove la regolazione sono di volta in volta adattate dal mugnaio in relazione alla materia prima resta il presupposto per legare la farina della polenta alla sua tradizione più antica. Il mulino, infatti, è anche sinonimo di farina. La farina per la polenta sembra tutta uguale, ma non è così. Quella prodotta dai piccoli mulini ha delle caratteristiche organolettiche completamente diverse e a parità di materie prime la farina macinata lentamente sprigiona profumi e sapori veramente unici. Una polenta preparata così può accompagnare qualsiasi piatto, anche il più raffinato, con la certezza di trovare il giusto equilibrio tra i vari sapori. Rogge e canali fanno parte del paesaggio friulano, che per secoli è stato manipolato in relazione alle esigenze idriche della popolazione. Nella roggia c'è vita e quella delle anatre è una presenza discreta che genera simpatia e racconta ancora una volta la storia dell'acqua e della sua preziosità. Il lavoro del mulino inizia nella terra, nella coltivazione dell'orzo, del frumento e del mais, un cereale quest'ultimo particolarmente legato alle tradizioni popolari e alla sua cucina. Per ragioni orografiche, l'acqua in collina ha spesso condizionato l'agricoltura che talvolta viene raccontata dalle testimonianze del passato. A Fagagna, il Museo contadino di Chiase Cocel è un interessante punto di riferimento. A primavera le piante esprimono un miracoloso vigore che si traduce ben presto in un'esaltante esplosione di colori nei toni del rosso, del verde e nelle trasparenze di innumerevoli corolle. Le campagne di oggi sono il frutto dell'operosità di chi ha duramente lavorato per rendere i terreni coltivabili. È un'eredità importante che a volte resta nell'ombra a causa della sovraesposizione dei moderni sistemi di coltivazione e degli straordinari risultati della scienza. Eppure la bellezza del paesaggio agricolo friulano è la risultante di uno storico equilibrio di fattori, al quale hanno contribuito i continui interventi agronomici e sociali del passato. Talvolta sono le stesse abitudini alimentari o economiche a incidere i tratti del territorio e la pittoresca distribuzione di campi, strade poderali e boschetti. È un mosaico di colori, di fiori e di forme in continua evoluzione. La monocoltura di cereali, gli allevamenti, il gelso per l'alimentazione del bacco da seta, la frutticoltura, la vite o l'irrigazione sono solo alcuni degli elementi che hanno condizionato il paesaggio. La raccolta del mais, uno dei protagonisti del mulino, è un momento atteso con ansia. Le grandi macchine, a differenza di un tempo, ingoiano enormi volumi di granella, la stessa che ancora oggi genera allegria sulle tavole friulane in forma di polenta. A fronte dell'evidente progresso che ha cambiato il volto dell'agricoltura, sopravvivono in molti luoghi della regione dei piccoli mulini, che i secoli non hanno cambiato neppure tra le vallate della Carnia, dove i mugnai restano i custodi di usanze popolari e di antichi legami con il territorio.
Questo di Piedim è uno dei pochi mulini rimasti in Carnia. Non era l'unico mulino della Val di Caroglio. Mia madre mi diceva che ce n'erano, quando era piccola lei, ce n'erano addirittura 13-14. Si macinava prevalentemente grano turco, che proveniva dalle coltivazioni in loco. Il grano turco veniva coltivato in piccoli appezzamenti di uso familiare e la coltivazione era abbastanza faticosa perché bisognava vangarlo a mano, seminare, poi curarlo durante la crescita e naturalmente veniva anche raccolto a mano e fatto in trecce e appeso di solito davanti alle case in modo che si asciugasse. Quando il grano turco era maturo si portava di solito al centro delle cucine, si riuniva praticamente tutta la famiglia e mentre si raccontavano storie veniva sgranato. Da una parte si tenevano le foglie che servivano per fare i materassi e il grano veniva insaccato, portato a macinare al mulino. Il contadino portava il suo sacco al mulino, il mugnaio macinava e come compenso si prendeva una unità di misura ogni tanti chili. I pochi piccoli mulini del Friuli che hanno sfidato il tempo traggono energia dalla forza dell'acqua che spinge le ruote idrauliche da secoli. Spesso gli ingranaggi sono gli stessi di 500-600 anni fa. Ogni valle, ogni corso d'acqua aveva i suoi mulini. Anche tra le montagne delle valli del Natisone, a ridosso della Slovenia, i mulini erano numerosi e di grande vitalità, come confermano le testimonianze di chi ha vissuto la vita del mulino. C'erano parecchi campi coltivati a grano turco, ma la rendita era scarsa. Anche la gente della montagna che aveva tanta difficoltà, per esempio di Tribil di Sopra, andavano con questo carretto. Ma perché portare poi il grano turco fino a Tribil di Sopra se il mulino era a Picic? A casa mia una parte del solaio era adibita a custodire il grano turco di queste persone che poi venivano e lo facevano macinare nel nostro mulino. Le famiglie che avevano lasciato le pannocchie sul nostro solaio prendevano la quantità di pannocchie sufficienti con un cesto, le portavano dal solaio in cucina, nell'osteria e nell'estate buona nel cortile e sgranavano queste pannocchie. Poi le portavano nel mulino che sorgeva proprio in paese e se avevano fretta di portare a casa la farina, aspettavano che venisse macinato. Polenta era il nostro pane quotidiano. Di pane si parlava molto poco perché la zona non era adatta alla produzione del frumento, ma la polenta compariva in tavola ogni giorno. Era veramente la regina del nostro mangiare, che addirittura quando la mamma cominciava a fare la polenta al mattino, perché bisognava dare la colazione a chi andava a lavorare nei campi, il papà andava a mungere. E prima che la polenta fosse scodellata, prendevamo una cucchiaiata di polenta caldissima in una ciotola, andavamo in stalla, il papà che stava mungendo ci versava sopra il latte senza badare naturalmente all'igiene come si fa adesso, e noi mangiavamo questa polenta, andavamo a scuola con la pancia piena. Le acque del fiume Natisone, con le loro gradevoli sfumature, hanno per lungo tempo generato l'energia di una modesta attività molitoria, della quale restano soltanto echi lontani. In passato, nelle valli del Natisone, quasi ogni paese aveva un proprio mulino. Questo di Biarzo è l'unico rimasto in buone condizioni dopo un'adeguata ristrutturazione. La sua ruota ha lavorato ininterrottamente con le acque del Natisone dai primi degli anni 800 per oltre 150 anni. Quasi tutte le famiglie della valle producevano scarsi raccolti di mais e frumento.
che venivano macinati a pietra per un uso esclusivamente familiare. Alle porte di Udine un antichissimo edificio ospita sulla roggia del paese uno dei più remoti mulini della regione. Questo è il mulino Coiuti di Godia, in attività dal 1350-1400. Il mulino viene azionato dalla roggia di Palma, che parte dalla presa di Zompita con altre due rogge, la roggia di Udine, che sarebbe la principale, e la roggia Cividina, che attraversa la Pescaia e va giù verso Savognano, le Massure di sopra, Remazzacco, va giù fino a Camino di Butrio. La roggia di Palma invece parte e va giù, passa per i paesi di Rizzolo, San Bernardo, Godia e giunge fino alla città di Udine, attraversa il Largo delle Grazie, piazza Arcivescovile e va giù verso Cussignaco. Cussignaco in pratica va a finire a ridosso delle mura di Palmanova. Una volta i mulini venivano gestiti dalle famiglie. Verso il 1500 c'era la mia famiglia, la famiglia dei Coiuti, e i nobili hanno deciso di darlo in gestione direttamente alle famiglie. Dal 1500 in poi le cose sono cambiate, però la struttura, i macchinari del mulino sono sempre quelli. Io sono uno degli ultimi mugnai a lavorare con la forza idraulica e con le ruote. Ho ereditato le mie conoscenze da mio padre, che a sua volta le ha ereditate da suo padre. La figura del mugnaio oggi è ormai superata dai complessi industriali che macinano tonnellate e tonnellate di merci al giorno. La lavorazione del mulino d'acqua è molto lenta e questo fa la differenza con i mulini industriali. La mia vita è qui dentro e scorre lenta come l'acqua nel canale. Sono qui a tutte le ore del giorno con l'anziana madre. La sua presenza è una componente importante di questo mulino. Anch'io ho passato la vita in questo mulino. Ho aiutato mio marito per 60 anni e di acqua ne ho vista passare tanta. L'acqua che passa non macina più, ma io sono qui a raccogliere l'acqua che passerà. Nella zona delle risorgive e della bassa pianura le acque rallentano il loro tumultuoso percorso. Acque silenziose, profonde, prevedibili, danno vita a tortuosi serpentoni tra le quinte di signorili dimore e scenografici boschi planiziali. Le bonifiche del passato hanno mutato l'idrografia del nostro territorio, facendo scomparire gran parte dei mulini ad acqua. Nonostante ciò, anche nel Medio Friuli restano in vita preziosi documenti di questa attività, come il mulino Zoratto di Codroipo, che lavora dal 1450. Siamo in via dei Mulini, a 2 passi da Codroipo, e su questa via anticamente c'erano 4 mulini. 3 di loro attualmente sono in disuso e l'unico rimasto in funzione, grazie alla mia famiglia, è proprio questo. Le acque di risorgiva che emergono in superficie dopo un lungo percorso sotterraneo, che ha inizio nelle aree prealpine della regione, sono particolarmente limpide e danno vita ad una scenografia decisamente pittoresca. Questo è ancora uno dei pochissimi esempi di mulino che funziona ancora ad acqua. L'acqua che alimenta il nostro mulino è la roggia San Odorico, che prende l'acqua a Ospedaletto su a Gemona e in queste zone raccoglieva le acque di risorgiva per muovere tutti questi mulini lungo il suo corso. Qui funziona tutto ancora come una volta, infatti ci sono gli ingranaggi che sono fusioni in ghisa del 1850 anche, e le macine sono in pietra naturale. Questa è una moltiplica datata del 1850, è fatta da una ditta austriaca completamente a mano e sul posto ed è collegata alla ruota idraulica fuori. Per costruire questa moltiplica sono stati spesi 350.000 lire nel 1850 e con 350.000 lire di allora si comprava mezzo paese di Codroipo. Le farine che noi produciamo sono
profondamente diverse, perché partendo da cereali di una volta, macinando come una volta, si ottengono farine che vanno trattate proprio come una volta, quindi il tempo di lievitazione è molto più lungo, cosa molto diversa da tutte le farine che ci sono in commercio. Infatti noi al massimo riusciamo a fare un tipo 2 o un integrale. Si macina ancora a pietra, quindi il chicco viene schiacciato, non tagliato. E che cosa maciniamo? Maciniamo mais, frumento, farro, orzo, segale, avena, un po' tutti questi prodotti che sono tutti prodotti della zona. La macinazione in questi mulini come questo, come il nostro, è una macinazione molto lenta, infatti la macina fa 60 kg in un'ora, una cosa molto diversa dai mulini di oggi che parliamo di tonnellate in un'ora. La particolarità anche del nostro mulino è che qui si batte il baccalà. Attualmente siamo rimasti gli unici in Europa a farlo ancora a mano, usando gli antichi magli con cui si batteva la canapa. Negli anni 90 ce n'era un altro in Scozia, ad esempio, e ora siamo rimasti solo noi a mantenere questa tradizione friulana e veneta. La differenza dei moderni sistemi di battitura, quello più antico del mulino Zoratto, sfibra i tessuti del baccalà, rendendoli più ricettivi al condimento e più gustosi al palato. Le ruote idrauliche funzionano ancora su bronzine, quindi ogni giorno c'è manutenzione, quindi ingrassare gli ingrassatori oppure come all'interno del mulino gli ingranaggi in legno, i denti in legno vanno unti col sapone come una volta. Per millenni l'acqua ha consentito all'uomo di trarre profitto dalla sua presenza e del suo cammino verso il mare, ma con l'avvento dell'era industriale anche i mulini hanno sposato altre forme di energia. Questo mulino di Castione delle Mura è in attività dal 1942. Nella bassa friulana c'erano molti mulini che andavano ad acqua. Questo era uno dei primi che andava ad energia elettrica. Il mulino è composto di 2 linee di macinazione, uno per la farina di fiore e uno per la farina di polenta. I macchinari risalgono, penso, prima della costruzione del mulino, perché sono datati del 1890. 70 anni fa i contadini vedevano il mulino con i loro sacchi per macinare sia la farina di polenta o la farina di fiore. Per pagare le spese il contadino lasciava per ogni quintale di merce lavorata l'equivalente di questo contenitore. Eccoci, il contadino arrivava a questo punto e versava il sacco nella tramoggia. Ci troviamo al primo laminatoio dove il mais veniva spezzato quasi alla metà. Questa è una macchina destinata alla pulizia del prodotto. Qui a fianco invece abbiamo i crivelli che servono per setacciare la farina. Questa macchina invece lavorava il frumento. Era la centralina di comando dei vari motori per fare funzionare il mulino. Questa macchina serve a regolare lo spessore del mais spezzato a secondo delle esigenze. Il calibro più fine veniva utilizzato per la polenta. Invece quegli altri rimanenti che erano spezzato più grosso veniva dato da mangiare poi alle bestie, ai pollami di solito. È vero che la qualità dei grani determina le caratteristiche della farina, ma è anche vero che la macinazione lenta dei nostri pochi vecchi mulini aggiunge un valore importante al gusto e ai contenuti del prodotto. L'acqua muove ancora le vecchie ruote che girano senza sosta da centinaia di anni. Acqua da amare e conservare. Acqua che gira ancora la ruota della vita.